Quest'estate non ci sarà nessun film di interesse culturale regionale che verrà girato, ha comportato che gli unici film che stanno girando in Sardegna sono i film che godono dei fondi di ospitalità, cioè sono dei film in cui la Sardegna viene usata per fare il finto Afghanistan e vengono rimborsati alberghi e viaggi, che va benissimo, che è giustissimo, ma la legge sullo sviluppo del cinema in Sardegna dice chiaramente che vanno prodotti distribuiti e sviluppati dei film che raccontano la Sardegna. Infatti si chiamano film di interesse culturale regionale. Voi avete anche protocollato una lettera con in allegato circa 180 firme, Sì. chiaramente delle reti del cinema, relative appunto a operatori Sì. culturali della Sì. rete del cinema, indirizzata la lettera all'assessore Claudia Firino, al presidente della regione Francesco Pigliero e anche al direttore generale dell'assessorato alla cultura Antonina Ascanu e al presidente della Film Commission Antonello Grimaldi. Certo. In questa lettera sottoscrivete tutto ciò che avete detto? Diciamo, in questa lettera non è sottoscritta la parte relativa a Film Commission e ripartizione dei fondi, perché è una cosa che è venuta in seguito alla scrittura della lettera. Nella lettera si chiede che i soldi vengano spesi con urgenza. Tutti i cineasti sardi, ma dico tutti, hanno firmato questa lettera. Non è stato indicato nella lettera, non sono stati indicati, diciamo, quello che riguarda i punti tecnici della ripartizione dei soldi, proprio per non dividere, perché possono esserci opinioni diverse anche se la legge è solo una, e la legge è solo una. Quindi questa è una lettera fondamentalmente di appello all'urgenza. E l'hanno firmata tutti, da Cabido a Mireu a Colombo. Diciamo, se c'è qualcuno che non l'ha firmata è perché colpevolmente ci siamo dimenticati di chiamarlo. Ma nessuno ha detto io questa lettera non la firmo. Ci hanno lasciato capire comunque che entro giugno non verranno fatti i bandi perché è impossibile tecnicamente. No, hanno detto anche una cosa molto importante, che la ripartizione così com'è è una scelta politica, non dell'assessorato. Esatto. È bene che sia chiaro questo. E che in fase di realizzazione dei bandi loro hanno una capacità di manovra che gli permette di comunque cambiare. No, perché poi la cosa bizzarra qual era? Diceva, noi non potevamo procedere perché non potevamo infrangere la legge, non potevamo nominare le commissioni perché non c'era la consulta. Allora lui giustamente gli ha fatto notare, però l'avete infranta per cambiare i rapporti. E quella è una scelta politica. Comunque c'è anche la possibilità che il direttore generale, se si trova davanti a una cosa non conforme alla legge, non firmi i bandi, ok? Perché c'è anche questa possibilità. Perché noi siamo ricattati, c'è il ricatto, o ci lasciate fare come cazzo vogliamo noi oppure si può bloccare tutto. Oppure si ferma tutto. Sì. Forse la cosa che non avete capito, che sia chiaro una volta per tutte, che la politica cinematografica di Sardegna la sta facendo il presidente della Film Commission, sia chiaro una volta per tutte. E con un'idea precisa, che è quella di smantellarlo il cinema in Sardegna. Cioè di avere un investimento che viene dall'esterno, cioè non di crescere, di far crescere il territorio. Tanto va bene. Questo è il problema. Però il problema qual è? Che i soldi del Consiglio regionale sono usciti grazie a noi. La cosa secondo me più importante è ristabilire le leggi. Anch'io la penso. Abbiamo Ristabilire le detto leggi, questo, cioè, detto perché non è possibile, cioè, qui Abbiamo gli accordi ci stanno portando e ci hanno sempre portato in una situazione di merda in cui siamo. Cioè le È leggi quello che vanno abbiamo ristabilite. detto, ragazzi, esattamente questo. Cioè, abbiamo tenuto su questo, abbiamo tenuto proprio il punto molto. E bisogna anche rinunciare alle mance. Certo. Perché so che davanti, quando sono state adombrate delle battaglie anche di tipo legale, davanti a una piccola mancia si è tornati indietro, quindi tenetene conto perché la partita è molto più grande, riguarda i prossimi 3 anni, cioè su questo documento c'è scritto che sulla possibilità sul futuro del cinema in Sardegna non c'è futuro, non c'è credito, perché guarda come vanno a scemare le somme.